È illegittima la norma regionale che nell'accesso alle graduatorie per le case popolari fissa come requisito la residenza nel Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni. L'ha deciso la Corte Costituzionale, davanti a cui la questione era stata sollevata dal Tribunale di Padova nell'ambito del contenzioso promosso contro la stessa Regione e il Comune di Venezia da 3 cittadini extracomunitari, dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, da Razzismo Stop e dal sindacato Sunia. Secondo i giudici, la riforma dell'edilizia residenziale pubblica varata nel 2017 in quel passaggio non rispetta la Carta Costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, motivazioni che adesso rinfocolano lo scontro politico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 23 aprile 2024, la prima notizia del giorno riguarda la bocciatura della legge sulle case popolari veneta, la legge regionale voluta nella scorsa legislatura dal presidente della regione Luca Zaia e approvata dalla sua maggioranza. Una legge sulle case popolari che prevedeva una priorità per i residenti, prima i veneti. Questo era lo slogan in un certo senso e veniva favorito nella legge regionale per l'assegnazione delle case popolari chi aveva vissuto in Veneto almeno 5 anni. Allora vediamo la notizia su tutti i quotidiani locali di oggi. Abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Angela Pederiva per il Gazzettino. Prima i residenti, bocciata la legge sulle case popolari. Zaia, in questo modo viene sfavorito chi resta. Questa è la replica del presidente della regione in qualche modo alla consulta. Un presidente Zaia che, lo vedremo, è infastidito da questa sentenza. Non è la prima volta in questi giorni che Zaia si dichiara o si mostra infastidito. Ma torniamo alla questione. Per la Corte Costituzionale è illegittimo il requisito di aver vissuto 5 anni in Veneto, perché chi ha bisogno si sposta per lavorare. Il centrosinistra esulta, naturalmente il centrosinistra che si era opposto a questa norma fin dall'inizio nel 2017. Stop alla propaganda, dicono gli esponenti di PD e alleati. Vediamo i titoli dei quotidiani del gruppo NEM. Priorità ai veneti nelle case popolari, bocciata la legge. Diritto all'abitazione, sentenza della Corte Costituzionale. La consulta dichiara irragionevole la norma che privilegia i residenti da 5 anni in Veneto. Il criterio dovrà sparire dalle prossime graduatorie per le assegnazioni. Il requisito contrasta con la circostanza per cui proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi, ed è proprio questa la contraddizione nell'inserire un criterio di questo tipo per l'assegnazione delle case popolari. Per i giudici dell'Alta Corte sono stati violati i principi di eguaglianza e di ragionevolezza previsti dagli articoli 3 e 25 della Costituzione. L'articolo è di Laura Berlinghieri. Poi c'è un altro pezzo firmato da Eugenio Pendolini che ha parlato con l'avvocato del ricorso Marco Ferrero, che dice ora una soluzione equa. Chiede appunto quindi che si trovi una soluzione equa. Il legale che difendeva 3 richiedenti stranieri che si erano visti esclusi dalle graduatorie a Venezia. Vediamo poi le reazioni, in particolare quella di Luca Zaia in un altro articolo sempre firmato da Laura Berlinghieri, e quindi leggiamo le parole del presidente della regione. Prendo atto della sentenza della Corte Costituzionale, ma non la condivido. Non sono d'accordo, dice Zaia, e come sottolinea la giornalista non potrebbe essere altrimenti, dato che la sentenza della Corte Costituzionale sradica una legge che è stata approvata proprio dalla giunta Zaia durante il secondo mandato del presidente. L'opposizione, come detto, esulta, era una scelta discriminatoria, adesso bisogna cambiare la legge. Nel frattempo a Venezia sono sospese le assegnazioni degli alloggi popolari in attesa di indicazioni chiare. Queste le prime conseguenze della sentenza. Vediamo rapidamente la notizia anche sul Corriere del Veneto.
case prima ai veneti, arriva la bocciatura della consulta, il fastidio di Zaia, il presidente: volevamo aiutare chi ha progetti di vita qui. Questa insomma è la difesa in extremis del presidente della giunta regionale del Veneto, che però esce naturalmente sconfitto in questa vicenda, sconfitto da una sentenza della Corte Costituzionale. L'articolo sul Corriere del Veneto è di Martina Zambon, ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda la tutela dell'ambiente. 200 sindaci della pianura padana chiedono più fondi a Roma e all'Unione Europea per un commissario contro lo smog appunto in pianura padana, un patto ideato da Treviso e Milano al quale aderiscono anche Venezia e Padova. La notizia sui quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Fabio Poloni e sotto questo articolo troviamo un'altra notizia che riguarda i dati sul smog, sull'inquinamento dell'aria e sugli sforamenti che quasi quotidianamente vengono registrati dalle centraline ARPAV. Allora vediamo i dati del report di Legambiente: limiti annuali superati in 3 mesi, 4 città sono già fuori legge. Verona con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41 sforamenti, Padova 39, Venezia con 36. E questo è il numero dei giorni nei quali i valori delle PM10 hanno superato i limiti previsti dalla legge. C'è poi un secondo limite, quello dei giorni all'anno nei quali è possibile sforare appunto il limite di PM10 e queste 4 città hanno già superato il numero di giorni caratterizzati dagli sforamenti, quindi dai valori fuori dai limiti di PM10. Insomma, l'inquinamento è alle stelle, come sappiamo, nella pianura padana. E allora appunto la notizia che troviamo anche sul Corriere del Veneto: appello dei sindaci della Val Padana, smog, serve un piano straordinario. PM10, 5 città venete già oltre i limiti, appunto secondo il Corriere del Veneto una città in più, ma questo poco cambia perché siamo soltanto ad aprile e nei prossimi mesi altre città, quasi tutte probabilmente le città venete, supereranno il limite massimo di giorni con valori oltre il limite. Vediamo in breve la vicenda riassunta dal Corriere del Veneto. Il report di Legambiente, che si chiama Malaria, per i primi 3 mesi del 2024 evidenzia che 5 città venete hanno già sforato i 35 giorni di valori sopra il limite. Il traffico incide per il 14%, ricorda Legambiente, sui valori inquinanti, le caldaie vecchie per il 36%. E allora leggiamo anche rapidamente alcune dichiarazioni dei sindaci e dei protagonisti di questa vicenda. Brugnaro, sindaco di Venezia: competitività e anche ambiente e bellezza, crediamo nella scienza. Conte, sindaco di Treviso: vogliamo lasciare territori più verdi e sani per chi verrà dopo di noi. Bottacin, assessore regionale all'ambiente, dice: il coordinamento Veneto funziona, i dati sono in netto miglioramento. Lazzaro, segretario regionale di Lega Ambiente, chiede incentivi al governo per verde urbano, zone 30, ciclabili e trasporti. Insomma, vedremo se questo piano straordinario per la qualità dell'aria in Veneto diventerà realtà e produrrà effetti concreti soprattutto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash: le 6 ore del Papa in Laguna, dal carcere a San Marco, tutto pronto per domenica, a partire dall'incontro con le detenute, l'arte e poi i giovani. Alle 11 la messa in piazza per 10.000 fedeli, può entrare soltanto chi ha il pass. L'articolo di Alvise Sperandio sulle pagine del Gazzettino appunto racconta il programma della visita del Papa a Venezia. Sarà questa domenica, partirà proprio dal carcere femminile della Giudecca. E l'ultima notizia di oggi riguarda invece il meteo e il cambiamento climatico. Colpo di coda dell'inverno: un ciclone artico sferza il Veneto, nevicate fino a 600 metri, massime sotto gli 8 gradi. Insomma, un freddo veramente polare.
lo racconta Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. L'aria artica piombata sull'Italia ha riportato il calendario indietro anche in Veneto. È aprile ma sembra gennaio e quindi tocca rimettere mano all'armadio, già rivoluzionato in considerazione delle temperature estive rilevate fino a qualche giorno fa. Disagi anche nei palazzi con il riscaldamento condominiale, dove è il rigido calendario a imporre lo spegnimento dei termosifoni. C'è poi un'intervista all'esperto dell'ARPAV che dice ci sarà freddo fino a venerdì, poi rialzo di 10-12 gradi in soli 4 giorni. Insomma, tornerà la primavera e forse già l'estate. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.